Candida. 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 Io li incontro per strada, i miei alunni, mentre gridando domandano chi ha uova da vendere. Li vedo intorno alle fontane che litigano e bestemmiano aspettando il loro turno per riempire le grandi brocche di creta rossa in giro per le botteghe. Poi li ritrovo dietro i banchi, chini sul libro o sul quaderno a fingere attenzione, a leggere come balbuzienti. E capisco benissimo. Li guardo mentre risolvono un problema, 2 o 3 che veramente lavorano. Chini sul quaderno con evidente sforzo fisico, come se invece di scrivere abitassero bulloni da ferrovia. Gli altri aspettano la soluzione per copiarla. Ormai non c'è più niente da fare. È una situazione cronica. Il ragazzo viveva come un picaro. A casa si faceva vedere quando non ne poteva più dalla fame. Di tutto faceva un gioco. Una volta trovò una boccetta di inchiostro rosso e andò a versarla nel fonte dell'acqua benedetta, nella chiesa della Matrice. E se ne stette per tutta la giornata a spassarsela con la gente che si segnava entrando e si portava in fronte un bel segno rosso e anche sui vestiti. Era intelligente, sapeva le cose del mondo e sapeva riderne. Non amo la scuola. E mi disgustano coloro che, standone fuori, esaltano le gioie e i meriti di un simile lavoro. Non nego però che in altri luoghi e in diverse condizioni un po' di soddisfazione potrei cavarla da questo mestiere di insegnare. Qui, in un remoto paese della Sicilia, entro nell'aula scolastica con lo stesso animo dello zolfataro che scende nelle oscure gallerie. Paesaggio dell'interno della Sicilia. Lontani gli incanti luminosi delle coste e degli aranceti, non biancore di neve come sull'Etna, ma di pietre calcinate in precipitosi scoscendimenti. Sole accecante che riverbera sopra una terra di fuoco. Sono le zolfare. È il segnale che il primo carico di uomini può scendere nella zolfara.
giunti al piano più basso, 500 metri sotto il livello del suolo. Al quinto livello l'aria era così stagnante e umida che se la sentivano sul corpo come un lenzuolo bagnato e nella luce delle lampade di sicurezza pareva verminare. Mancava la ventilazione e per 8 ore, nudi e lucidi di sudore che parevano fatti di bronzo, stavano a trivellare e picconare boccheggiando. Mio padre lavorava nell'amministrazione della zolfara. Quando mio fratello si diplomò, lo portò con sé in una zolfara in provincia di Enna, ad Assolo. Mio padre adempieva ai suoi doveri con molto rigore. Restava alla zolfara tutta la settimana e se ne veniva a casa solo al sabato. Mio fratello stava con lui. E in quella zolfara, un paesaggio desolato, brutto, orribile, forse ha avuto un momento di sconforto. La vita di Leonardo Sciascia, come la vita dei grandi scrittori, è una vita drammatica, soprattutto gli anni che riguardano la gioventù e sì, l'infanzia e la gioventù. Ebbe la terribile esperienza di un suicidio in famiglia, cioè il fratello, senza alcun motivo apparente, si sparò un colpo di pistola alla testa. Non so, si è sentito prigioniero. Non siamo riusciti a capirlo. Aveva un carattere piuttosto diverso dal mio, piuttosto allegro. D'altra parte, questi tipi vitali hanno dei momenti di sconforto che invece i depressi non hanno. Il paese è umido. Non una di queste case è nata dentro l'occhio di un architetto. Murate a gesso, si intridono di nebbia come carta assorbente. Fioriscono all'interno di muffe. Vecchie case con stanze che escono una dall'altra a cannocchiale, con scale storte e ripide. D'inverno ardono nelle stanze bracieri di quell'arida carbonella di gusci di mandorle. Il calore risveglia un acre sentore di gatti, muffa e piscio di gatti. Nelle case terragne i poveri riempiono vecchie bacinelle a smalto o tegami di coccio in una brace più effimera. I groppi delle fave o le stoppie del grano che bruciano prima nei forni.
Col nome di Naduri, certamente arabo, i racalmutesi hanno sempre chiamato Buonpensiere. Venire dal Naduri era come venire da una sperduta contrada di campagna. Essere dunque esotici e sprovveduti, quasi peggio dei mirocchesi. Dal Naduri è venuto a Racalmuto il nonno di mio nonno. Da contadino che era stato, a Racalmuto intraprese il mestiere di conciatore di pelli, pure commerciandole. Sento in me come un nodo di paura. Tutto mi sembra affidato ad un fragile gioco. Qualcuno ha scoperto una carta ed era per mio padre, per me, la buona. Uomini del mio sangue furono carusi nelle zolfare, picconieri, braccianti nelle campagne. Ad un momento, ecco il punto buono, ecco il capomastro o l'impiegato. E io che non lavoro con le braccia e leggo il mondo attraverso dei libri. Ma è tutto troppo fragile. Gente del mio sangue può tornare nella miseria, tornare a vedere nei figli la sofferenza e il rancore. Finché l'ingiustizia sarà nel mondo, sempre per tutti, ci sarà questo nodo di paura. Mio padre si era iscritto al fascio per lavorare, ma credeva in Mussolini, anche se non credeva nel fascismo. Un cugino ci portò in casa il ritratto di Matteotti. Io abitavo con le zie, erano 3 sorelle, 2 di loro non uscivano mai di casa e spesso ricevevano visite di parenti. Raccontò di come l'avevano ammazzato e dei bambini che lasciava. Mia zia mise il ritratto dentro un paniere. In quel paniere restò per anni. Ogni volta che si apriva l'armadio, domandavo il ritratto. A Caltanissetta, nodo urbano dell'isola interna, è convenuta tutta la popolosa provincia nissena con le sue fedeli e laboriose masse rurali che con impeto travolgente si riversano nello spiazzo. Io avevo già una viscerale avversione ad un sistema che mi costringeva a fare quel che non mi piaceva. L'indossare una divisa, l'andare alle adunate, il fare ginnastica, il cantare in coro, il far temi sulle opere del regime, insomma il far parte di un gregge, l'obbedire ai comandi. Se non avessi avuto quei barlumi di coscienza antifascista faticosamente acquistati tra letture e incontri e fondati su quella naturale avversione, nel 1943 mi sarei trovato a mal partito. Ecco, gli anni di Caltanissetta, quando lui era studente, sono gli anni fondamentali perché lui conosce degli antifascisti, diciamo così, romantici. Non è mai stato comunista, nel senso che non è mai stato iscritto al Partito Comunista. Allora il Partito Comunista era qualcosa che effettivamente si contrapponeva ai partiti di centro e di destra, no? Era un altro modo di pensare. Chi nasceva povero, in una zona povera, non poteva che essere comunista, diciamo così, aderire a quell'ideale che coincideva tra l'altro con principi cristiani, di cristianità.
Verso il 1935-1940 Caltanissetta era una piccola Atene. Un giovane poteva incontrare come insegnante Luca Pignato, professore di filosofia e finissimo conoscitore della letteratura francese, il poeta protestante Calogero Bonavia, padre Lamantia, Augusto Navarria, Luigi Monaco, Giuseppe Granata. Nomi che per molti non dicono nulla, ma per me ed altri della mia generazione sono stati dei maestri. E Vitaliano Brancati. Allora per me essere uno scrittore era essere uno come Brancati. La rivoluzione divampa in tutte le province e la lotta ad oltranza è stata dichiarata contro i partiti estremisti che vogliono portare il paese verso il comunismo. Avevo la Spagna nel cuore. Quei nomi: Bilbao, Malaga, Valencia e poi Madrid. Madrid assediata. Erano amore. Ancora oggi li pronuncio come fiorissero in un ricordo di amore. E Lorca fucilato, e Hemingway che si trovava a Madrid, e gli italiani che nel nome di Garibaldi combattevano dalla parte di quelli che chiamavano rossi. E a pensare che c'erano contadini e artigiani del mio paese, d'ogni parte d'Italia, che andavano a morire per il fascismo, mi sentivo pieno di odio. Ci andavano per fame. Li conoscevo. Non c'era il lavoro e il duce offriva loro il lavoro della guerra. Da molto tempo pensavo di scrivere una specie di Candido dei nostri giorni. Non una parodia, ma una reinvenzione del personaggio di Voltaire. Cominciava con la nascita di Candido Munafò la notte dello sbarco anglo-americano in Sicilia e finiva a Parigi proprio nel giorno in cui avrei scritto le ultime pagine. People of Western Europe, this landing is part of a concerted United Nations plan for the liberation of Europe. I have this message for all of you. Although the initial assault may not have been made in your own country, the hour of your liberation is approaching. Quando il mitragliamento finì e gli aerei sparirono, gli autocarri erano tutti in fiamme e c'erano 3 o 4 morti di cui nessuno si curò. In quella campagna, nella grotta che poi scoprirono, Candido Munafò nacque 4 ore dopo il mitragliamento. Dopo aver messo al mondo Candido davanti a un centinaio di donne che nella grotta facevano operosa confusione, la signora diventò un'altra. A Candido avvenne di scoprire, un pensiero dietro l'altro, che la morte è terribile non per il non esserci più, ma al contrario per l'esserci ancora in balia dei mutevoli ricordi, dei mutevoli sentimenti, dei mutevoli pensieri di coloro che restavano, così come suo padre nei ricordi, nei sentimenti. Doveva essere una fatica per il morto aggirarsi ancora in quello che i vivi ricordavano, sentivano e pensavano. Non so come, d'improvviso, sentii crescermi dentro una ondata di pianto. Mi assalì struggente l'ansia della mia casa. Di corsa risalì la strada ora festosa di voci e quando mi chiusi il portone alle spalle mi sentii come fossi dentro un sogno, a salire stanco le scale e un groppo di pianto che mi serrava la gola. L'antifascismo che venne fuori sotto l'amministrazione militare alleata, la famosa Am-Got, da cui sono venute fuori le Am-Lire, gli Am-Professori e l'Am-Mafia, era il più bel fascismo che si potesse immaginare.
Un maestro che ha avuto un incidente con un mafioso? Questo, você ce l'ave con mia figlia. Ma figlio meglio la classe. E você lo vuole bocciare. Dice... Voi sapete se sono stato fascista. Ascoltavo Radio Londra e ne dicevo di tutti i colori. E il segretario del fascio una volta mi fece chiamare e mi minacciò di confino. Ebbene, se quell'uomo tornasse, io andrei a Roma a piedi scalzi, come le femmine che fanno promissione alla Madonna. Gli arriverei davanti camminando sulle ginocchia e gli direi: sono venuto per baciarvi perché quell'uomo aveva davvero. E per togliere certa gente di mezzo ci vogliono la democrazia, non l'IA. Veramente noi non sappiamo se il collega ce l'aveva anni addietro col fascismo come ora ce l'ha con la democrazia. E personalmente non apprezzo le sue immagini e il resto. La lezione principale di Sciascia consiste in una doppia cosa apparentemente contraddittoria, cioè una lezione di scetticismo per un verso e di passione per l'altro verso, perché se si rilegge a ritroso la sua vita vera, che è quella di scrittore, ma anche la sua biografia personale, si scopre che questa specie di ossessione, direbbe qualcuno, ma insomma di cura primaria del tema della giustizia come aspirazione umana che va al di là delle regole e delle leggi, e questa cosa è sempre stata centrale in lui. Io credo che nessun altro nell'Italia contemporanea abbia avuto questa specie di predilezione scettica per un tema così cruciale. Mi sono fatto 52 anni di vita ingiustamente. I 4 che ho passato in carcere non mi pesano poi tanto. Il carcere è sicuro. Che genere di sicurezza? Mangiare, dormire, tutto regolato. E la libertà? La libertà sta qui, in testa. Ma lei era innocente. Lo crede davvero? Sono qui perché lo credo. Sì, ero innocente. Ma che vuol dire essere innocenti quando si cade nell'ingranaggio? Niente vuol dire, glielo assicuro. Nemmeno per me, ad un certo punto. Come attraversare una strada e un'automobile ti mette sotto. Innocente. Ed è stato investito da un'automobile. Che senso ha dire una cosa simile? Ma non tutti sono innocenti. Dico quelli che capitano nell'ingranaggio. Per come va l'ingranaggio, potrebbero essere tutti innocenti. Se uno legge la bibliografia, i titoli di Sciascia alla luce della presenza puramente statistica di termini che hanno a che fare con la giustizia, gli inquisitori, i processi, le sentenze memorabili, le condanne, eccetera, è sempre presente la giustizia. Si tratta di una specie di presenza ininterrotta, il senso insomma di vita delle persone che vengono interamente travolte da un'ingiustizia che può avere all'origine anche, diciamo, qualche volta una cattiveria, qualche volta una distratta, futile stupidità, ecco. C'è l'episodio del padre che ormai in preda, diciamo, a deliri di tipo senile, sparò a un avvocato senza colpirlo e lui non faceva che dire ai carabinieri: io non volevo solo dargli una lezione perché questo mio amico mi ha tradito. Lui aveva una sorta di nevrosi della giustizia, il padre di Sciascia, e qualcosa di questa nevrosi sicuramente si è trasferita nello scrittore. Nel 1953 a Caltanissetta l'editore Salvatore Sciascia pubblicava, diretta prima da un giovane giornalista e poi da me, la rivista Galleria. Ne scrissi subito a Pasolini. Negli ultimi anni abbiamo pensato le stesse cose, dette le stesse cose, sofferto e pagato per le stesse cose. Eppure non siamo riusciti a parlarci, a dialogare. Non posso che mettere il torto dalla mia parte, la ragione della sua. E voglio ancora dire una cosa, al di là dell'angoscioso fatto personale. La sua morte io la vidi come una tragica testimonianza di verità.
Questi due personaggi a me sono sembrati indissolubilmente legati l'uno all'altro. Tutti e due erano molto letterati, ma molto poco formalmente e scolasticamente letterati, insomma. Ma la vera differenza fra i due che li lega e fa, secondo me, dello Sciascia politico, pubblico, polemista, una specie di suo continuatore e al tempo stesso di suo contraltare, consiste nel fatto che Pasolini lega la sua voce, la sua opinione, le cose che ha da dire, in primo luogo alla presenza assolutamente determinante del proprio corpo. Sciascia è esattamente il contrario. È una voce che dipende in qualche modo dalla dissimulazione, quasi dal nascondimento del proprio corpo, o comunque da una presenza silenziosa, insomma, di cui colpisce non tanto il pieno fisico, ma una specie di assenze. La vicenda di questi due personaggi è veramente la dimostrazione migliore del primato non solo della provincia, ma dell'estrema provincia, della provincia di frontiera, diciamo, nella cultura e nell'arte in Italia. Io ho conosciuto Sciascia prima ancora che lui fosse a Palermo, mentre era a Caltanissetta. Il trasferimento di Sciascia, l'arrivo di Sciascia a Palermo e la nascita della casa editrice sono due cose assolutamente conseguenti. In quegli anni c'era un grande fermento intellettuale in questa città. E Sciascia ne è stato, come dice Tolstoi, non si sa se è stato l'uomo a provocare alcune spinte sociali o se nel momento socialmente adatto è venuta la persona che ha saputo incarnare l'espressione della società. Lui aveva una rubrica sul giornale L'Ora che noi seguivamo con molta passione, era una rubrica di impegno civile molto forte, che è la cosa che mi piace di più ricordare in questo momento di Sciascia. Un intellettuale a servizio della società civile. Conobbi Sciascia come scrittore prima che come uomo attraverso il Consiglio d'Egitto, che è il primo libro suo che ho letto. Così, disse la contessa. Si vedeva con la coda dell'occhio nella grande specchiera e davanti, sul piano da scrittoio del Trumeau, aveva, ridotto a vivida miniatura dentro il coperchio di una tabacchiera, quel quadro di François Boucher che i casanovisti dicono sia il ritratto di Mademoiselle O'Murphy. Qua entra in campo Francesco Paolo Di Blasi. Di Blasi si avvicinò a riguardare la miniatura. Tornò con gli occhi al quadro vivente. Si chinò a baciare la nuca, le spalle. La sua mano corse leggera su quel corpo caldo e liscio, su e giù, indugiando ad ogni morbida attaccatura, ad ogni piega, quasi a farne disegno su una materia preziosa e docile. È il Consiglio d'Egitto, scena 35, interno giorno. Sapete, sto leggendo 1001 notte. Sto leggendo 1001 notte. È straordinario. Voi l'avete letto? No, non ancora. Ve lo darò da leggere quando l'avrò finito. I musulmani sono straordinari. Loro vivono come se stessero sognando. Palermo doveva essere deliziosa quando c'erano loro. Ma una donna come voi, bionda, chiara, gli occhi celesti, non sarebbe stata che una schiava. Ma non dite sciocchezze. Invece vorrei sapere di più. Vorrei sapere di più sulle loro case, sui loro giardini, su... Su Don Giuseppe Vella. Perché lo conoscete? È un vostro amico? Volete conoscerlo? È un uomo interessante. Un po' come dire tenebroso, misterioso. Interessante, insomma. Di interessante per me ci siete soltanto voi. Voglio dire... Sapete, mio marito è molto preoccupato.
teme che il Consiglio di Sicilia sappia qualcosa sul nostro feudo. Non so esattamente cosa, forse solo un nome o qualcosa su un censimento, non so, ma lui ha paura che al Consiglio d'Egitto salti fuori un'altra notizia. La notizia, per esempio, che quel feudo apparteneva alla corona e che vostro marito lo detiene in forza di un'antica usurpazione. Sì, è così. È questo che teme. Voi potete informarvi presso Don Vella, per esempio. Lui... Posso informarmi. Soltanto informarvi? Si tratta di documenti storici, mia cara, di storia. Un lavoro che richiede onestà, scrupolo. Ma comunque dirò a Don Giuseppe Vella che una bellissima donna vive d'ansia e d'angoscia nel timore che il Consiglio d'Egitto la spogli. La spogli di un feudo, di una rendita. Di Blasi è un personaggio della storia siciliana che io amo moltissimo e che rappresenta la vera essenza di un certo tipo di siciliani che nella tradizione non viene colto. Cioè Di Blasi è l'intellettuale rigoroso, intelligente, tenace, corretto, che esiste, che c'è. E poi era sempre una storia di giustizia ingiusta. In effetti, ogni società genera il tipo di impostura che, per così dire, le si addice. E la nostra società, che è di per sé impostura, non ha fatto che produrre naturalmente, ovviamente, l'impostura contraria. Voi spremete filosofia da un volgarissimo crimine. No, questo non è un volgarissimo crimine. Questo è uno di quei fatti che servono a definire una società, un momento storico. In realtà, se in Sicilia la cultura non fosse impostura, se non fosse strumento in mano del potere baronale e quindi finzione, ebbene, io vi dico che l'avventura dell'Abate Vella non sarebbe stata possibile. Dico di più, l'Abate Vella non ha commesso un crimine, ha soltanto messo su la parodia di un crimine, rovesciandone i termini, di un crimine che in Sicilia si consuma da secoli. Lui diceva si può mentire qualche volta a qualcuno, ma mai a tutti sempre, perché lui sosteneva che chiunque dicesse bugie poi le diceva per abitudine. E questa è la grande sua impopolarità finale, diciamo, degli ultimi anni della sua vita, quando continua a dire la verità anche se era scomoda. Nel nostro sistema il crisma del potere è il disprezzo. Stanno facendo di tutto per meritarlo e lo avranno. E una volta che lo avranno, sapranno come fare per legittimarlo. Perché il sistema consente di arrivare al potere col disprezzo, ma è l'iniquità, l'esercizio dell'iniquità che lo legittima. Noi, quelli del mio partito, che ci avviciniamo alle poltrone ministeriali, siamo blandamente iniqui, per costituzione e per contingenza. Perché non sappiamo e non possiamo essere più iniqui. Lo siamo sempre meno, anzi, e voi avete sete di iniquità. Quando sento dire che ci sono 10 anni di oblio su Leonardo Sciascia, mi viene da ridere o da piangere. Sciascia turba i sonni di tutta la nostra classe dirigente comunista e democristiana. Io ricordo il deputato Sciascia che a nome del gruppo radicale chiede al Presidente del Consiglio designato Cossiga prima di votarle la fiducia, che le negherò. Vorrei sapere da lei, Cossiga, perché si è dimesso da Ministro degli Interni dopo il caso Moro. Quella domanda credo che ossessioni ancora l'ottimo Cossiga. Un parroco rappresenta una forza di 300, 700 voti. Un parroco che sa fare. E il parroco di San Rocco sa fare. Lui manovra i suoi 700 voti in maniera non proprio ortodossa nei confronti della sezione del partito. Ha preferenze, come dire, da bastian contrario. Per me Sciascia è stato e rimane un grandissimo narratore, anche un giallista. Mi ha davvero dato
come dire, momenti di conoscenza, di approfondimento anche di un certo mondo, prima ancora che mi capitasse, circa 7 anni fa, di dover trattare più da vicino cose che prima erano soltanto conoscenza letteraria o conoscenza saggistica. Detto tutto questo, è chiaro che possono anche esserci stati e ci sono stati dei momenti in cui non tutto ciò che Sciascia pensava o diceva mi è capitato di condividerlo. L'annosa, come dire, abusata storia dei professionisti dell'antimafia. A me pare che una cosa molto interessante sia un'altra combinazione nella figura di Leonardo Sciascia, e cioè una specie di verità tramutata anche questa in equivoco, che ne faceva per tutto un lungo periodo l'autore più significativo sul tema della mafia. La quota di malinteso che era in questa interpretazione spiega come mai poi ci sia stata una reazione così scandalizzata a proposito della discussione sui cosiddetti professionisti dell'antimafia, eccetera. Insomma, espressione che sappiamo non fu sua, ma un titolo di un titolista del Corriere che gli venne attribuito. Parlare in questi termini di Paolo Borsellino era, credo lo si debba dire anche oggi, sbagliato. E però credo che, e l'ho sentito dalla viva voce dello stesso Borsellino, che di nuovo su questo specifico argomento Sciascia prima ha sostenuto una certa tesi, dopo ci ha ripensato e a Borsellino ha parlato appunto di un suo ripensamento. L'insegnamento più grande che lui mi ha dato è quello di avere il coraggio di dire sempre le proprie idee, anche riconoscendo dopo che sono sbagliate. La prima volta che sono stato a Parigi nel 1955, arrivato di sera, ero andato diritto in un albergo del Boulevard Montmartre. L'indomani, prendendo un autobus per andare al Louvre, a un certo punto vidi nella vetrina di una libreria antiquaria una carta della Sicilia splendida di colori. Scesi alla prima fermata e tornai indietro. Costava 900 franchi, poco più delle 1000 lire di allora. Non ne avevo molti di franchi, ma la comprai. Mi parve come un segno. Dal 1955 vado a Parigi in media 2 volte all'anno. Ci sto a volte per 3 giorni, a volte per settimane, a volte per mesi. La mia aspirazione a vivere in una città grande che sia anche paese piccolo vi trova a pagamento. La prima volta che sono capitato a Piazza Pigalle, luogo di cui ancora si favoleggiava come di un paradiso o di un inferno erotico, mi ci sono trovato come in una festa di paese, una di quelle feste che i paesi siciliani dedicano ai santi patroni. Il torrone, le noccioline, l'andare su e giù tra la folla e il far folla indolentemente, svagatamente. Passammo un lungo periodo insieme a Parigi. Era il dicembre del 78, c'era molto freddo. Lui si ostinava a non usare il cappotto, ma lui era uno che resisteva al freddo e mi diceva: sai, per Caracalmuto noi da bambini abbiamo fatto proprio, ci siamo abituati al freddo, perché la Sicilia ha fama di essere una terra calda, invece nell'interno è fredda. E si parlava sempre dell'Italia. Ogni tanto lui incontrava i giornalisti francesi o italiani che venivano a Parigi a intervistarlo, e da lì lui l'Italia la guardava col distacco necessario. E siccome era il 78 era il periodo del caso Moro, era il periodo, diciamo, del terrorismo più efferato,
e anche, insomma, delle faide mafiose più crudeli, più cruente, e lui mi diceva proprio, ecco, qui da Parigi l'Italia mi duole meno. Passarono il Pont Saint-Michel e Don Antonio, quasi predicando, cominciò. Qui, nel mese di maggio, nel 1968... Erano i nostri nonni o i nostri nipoti? Domanda inquietante. Dal che Candido e Don Antonio imboccarono Rue de Seine. Questo è il nostro padre. Questo è il nostro vero padre. Non ricominciamo con i padri, eh? Si sentiva figlio della fortuna e felice. Sono per l'utopia. Solo che non bisogna rivoltare le vecchie. Occorre averne di nuove. Quando ho sentito dell'arresto di Adriano Sofri, ho subito pensato, se è davvero colpevole, appena davanti ai giudici, confesserà. E non che il fatto che non abbia confessato assuma per me piena convinzione di innocenza, ma è un elemento di intuizione, di impressione, cui altri più razionali si aggiungono. Io sono enormemente grato a Leonardo Sciascia di aver voluto immediatamente pronunciarsi e dichiarare la sua convinzione della mia non colpevolezza e della falsità dell'accusa che mi veniva mossa e del modo in cui fu argomentata, insomma, con una... Casi come il suo sono di quelli che non solo si presentano ambigui nell'immediato, ma sono destinati, nell'opinione dei più, a restare tali, di interna contraddizione, di doppia verità. Perché non ai dati di fatto, alla concomitanza di indizi, al convergere di testimonianze più o meno dirette, la ricerca della verità può affidarsi e arrivare a una soluzione al di là di ogni dubbio, ma alle soggettive impressioni che si possono avere dal trovarsi di fronte agli accusati e all'accusatore, dall'averli conosciuti o, come sta accadendo ai giudici, dal conoscerli ora, dal dialogare con loro, dallo scrutarli. E veramente per me è stato molto triste, diciamo, che gli ultimi tempi della vita di Sciascia mi abbiano visto in una condizione per cui il mio rapporto con lui si è semplicemente sospeso, insomma, è interrotto, ecco. E di questo ho moltissimo rimpianto, insomma. Ho saputo che è stato male. Me l'ha detto qualcuno 2 o 3 giorni fa. Ma adesso vedo che sta meglio. È un po' dimagrito, è vero, ma dicono che dimagrire faccia un gran bene. Ma lei non ne è convinto? No, lo confesso. Soprattutto vedendo gli sforzi che amici, parenti e conoscenti fanno per rimanere magri e le conseguenze che questo comporta. Io penso che questi ideatori di diete, questi scienziati delle diete, siano piuttosto da considerare alla stregua degli spacciatori di droga. Ma lei di che male ha sofferto precisamente? Precisamente di un male per cui dovrei essere in terapia da cobalto o qualcosa di simile. Mi dispiace, non pensavo sino a questo punto. Anche oltre. Sto morendo. Oh mio Dio. Ma una cura? Non voglio morire coi religiosi conforti della scienza, che non solo sono religiosi quanto quegli altri, ma strazianti in di più. Se mai sentissi il bisogno di un conforto, ricorrerei a quello più antico. Mi piacerebbe, anzi, sentirne il bisogno, ma non lo sento.
classe aristocratica privilegiata, ha avuto dei naturalmente nel deposito arricchita o perlomeno divenuta, che sia stata una borghesia illuminata dai lumi della ragione, ma certamente era illuminata dai lumi della pietà da un lato, riteneva di aver insolto la sua menomazione in una forma di virtuosismo del 1875, i lumi della ragione, ma certamente era illuminata dai lumi dei borghesi, una borghesia arricchita o perlomeno era un virtuoso, se con un occhio solo riusciva a fare quello che altri fa con lui. Sono nato e per anni vissuto in luoghi pirandelliani, tra personaggi pirandelliani, con traumi pirandelliani. Sciascia oggi è ancora un insegnamento, nel senso che bisogna laicamente dubitare, e nel mestiere di magistrato questo significa essere aperti, davvero cercando di scandagliare in profondo ogni aspetto delle vicende che processualmente devono essere ricostruite. Molte polemiche non sono di critica a questo o quello specifico atto processuale o a questo o quello specifico procedimento, ma sono delegittimazione tout court, sono qualche volta addirittura lapidazione dell'attività giudiziaria, un atteggiamento intellettuale, culturale, psicologico che sicuramente non apparteneva a Sciascia, col quale Sciascia non avrebbe accettato di essere confuso. Prendiamo, ecco, la messa. Il mistero della transustanziazione, il pane e il vino che diventano corpo, sangue e anima di Cristo. Il sacerdote può anche essere indegno nella sua vita, nei suoi pensieri, ma il fatto che è stato investito dell'ordine fa sì che a ogni celebrazione il mistero si compia. Mai, dico mai, può accadere che la transustanziazione non avvenga. E così è un giudice quando celebra la legge. Ma come mi spaventa essere prete, di più mi spaventerebbe l'essere giudice. Sì, ci credo. Nella ragione, nella libertà e nella giustizia che sono insieme ragione, ma guai a separarle. Credo si possa realizzare, anche se non perfettamente, un mondo di libertà e di giustizia. Ma la storia siciliana è tutta una storia di sconfitte. Sconfitte della ragione, sconfitte degli uomini ragionevoli. Anche la mia è una storia di sconfitte, o più dimessamente di delusioni. Da ciò lo scetticismo, che non è in effetti l'accettazione della sconfitta, ma il margine di sicurezza, di elasticità per cui la sconfitta, già prevista, già ragionata, non diventa definitiva e mortale. Lo scetticismo è salutare, è il miglior antidoto per il fanatismo. Impedisce cioè di assumere idee, credenze, speranze, con quella certezza che finisce con l'uccidere l'altrui libertà e la nostra.